La storia delle linguine e gli scampi è stato un piatto che ha accompagnato la mia vita sempre. Naturalmente quando ero giovane, buona e fresca, accompagnava molto di più tutte le belle serate fatte con il mio caro amico di allora, non faccio nomi, che mi portava sempre dopo i concerti a cenare da Giuseppone a Mare a Posillipo. Ma quelli erano altri tempi, perché il pesce lo pescavano e ce lo cucinavano. Io, sempre appassionata di cucina, una sera mi sono fermata con questo chef. Avevo 20 anni, ho detto: mi devi dire come fai la linguina di scampi. E lui mi ha spiegato, intanto, che gli scampi per la linguina devono essere piccoli e devono essere di mare. Mai usare lo scampo surgelato, pigliatela piccoli ma di mare. Fare l'aglio con abbondante olio, l'olio deve essere di primissima qualità. Non appena un pochino abbrustolito, ma poco, prezzemolo, mettete gli scampi e li fate rosolare. Quasi si deve sentire l'odore di bruciato, per farvi capire. In quel momento esatto sfumate con il vino. E poi prendete una passata di pomodoro, ma deve essere sottile. La mettete negli scampi, guardate come deve venire il sugo, guardate, deve essere bello scivoloso, aggiungete un po' di pachino, ma mi sono dimenticata il passaggio fondamentale, cioè quello che nel momento in cui gli scampi soffriggono ci va aggiunto un bicchiere di cognac, ma il miglior cognac che avete, perché il cognac va con i crostacei. Buon appetito, ciao!